God Save the Wine, il vino che verrà, siamo a inaugurare questo 2013 di eventi e di parlare di vino, è una cosa che ci riesce meglio. La seconda cosa, la prima è berlo e per fortuna ci sono dei vini come il Poggiachiari, uno dei sangiovesi più affascinanti che c'è in Toscana, anche fra i meno conosciuti, e quindi siamo a chiedere innanzitutto qual è il segreto del Poggiachiari, presentarlo a chi non lo conosce e cosa ti aspetti da questo 2013, dal tuo punto di vista che è un po' particolare, il territorio dove sei. Ma, iniziamo a parlare un attimo del vino di Poggiachiari. Il Poggiachiari è il risultato di un patrimonio genetico importante del Sangiovese che viene abbastanza da lontano, viene dalla metà dell'Ottocento dove sono stati salvaguardati dei cloni interessanti di Sangiovese e nello stesso tempo da dei terreni vocati, dei terreni patria diciamo di insediamento degli Etruschi, siccome ci troviamo a Chiusi e quindi capitale Chiusi dell'Etruria e abbiamo quindi questo connubio. Buon lavoro da un punto di vista genetico, fortuna di avere determinati terreni pliocenici importanti, che è questo connubio che ci porta a dei risultati senz'altro soddisfacenti. Per quanto riguarda il 2013 io mi auspico che si abbia una certa attenzione a quelli che sono i vini veri, i vini che rispecchiano un territorio, vini che rispecchiano quella tradizione della nostra viticoltura e avere quella sensibilità di rispettare quella che è la tipicità di un vino e di un territorio. Nello stesso tempo mi auguro e vedo che c'è una certa attenzione proprio per questi vini. Nel settore più che altro da Diciamo, parte si dei faceva privati. si faceva molto più fatica a spiegare un vino come questo qualche anno fa. Oggi le persone sono un pochino più, c'è stato fatto un lavoro, no? Capiscono. Le persone sono molto più attente, le persone, il consumatore finale in particolar modo è molto più attento e mi auguro che ci sia altrettanta attenzione però da parte di coloro che promuovono un po' questi vini, che abbiano questa sensibilità, perché oggi come oggi il privato è molto attento a questo. Questo sì, è una percezione che a volte ho anch'io, che alla fine in tutto l'ingranaggio che vende il vino, l'ultima ruota, no? Quello che lo vende, che lo deve spiegare al consumatore, è quello che ha tirato un po' remi in barca, si è fatto la vita facile. Quindi ecco, che il 2016 sia l'anno in cui veramente la ruota della comunicazione del vino giri fino in fondo, perché alla fine più si sa del vino e più si gustano piccoli capolavori come questo. Grazie infinite e buon proseguimento.